Grazie a te. Ho fatto anche penare un po' perché tutte le incertezze che dovevamo avere tutti solo in questo periodo, per cui insomma io lo ringrazio perché è venuto e poi se saranno contenti, scherzo, io ti auguro un buon lavoro oggi, dopo non andare via subito che va bene allora. Ecco, non l'ho presentato io, ma è che lo conosco poco. Lui è Sirio, è quasi il nostro concittadino, è vero? No, una volta sì, adesso abiti a Vicino a Vittorio Veneto. A Montanaro. Quasi a Montanaro. Sono sotto lì. Comunque va bene, insomma, ecco, è lui, diciamo. Si chiama Sirio, il nome d'arte, ma anche il nome vero. Il nome vero. Se non vi dispiace faccio due parole introduttive, visto che è una situazione così particolare. Questo è uno spettacolo di illusionismo, ok? Nel quale proverò a far succedere cose meravigliose, incantevoli, ci proverò, mi metterò d'impegno. E in mezzo a questi numeri di illusionismo ci metto delle piccole storie, delle riflessioni personali o delle cose che mi sono capitate sul mondo del sogno. Lo spettacolo si intitola Come un sogno, ok? Quindi il tema è il mondo del sogno, quello che si sogna di notte, o i nostri sogni, le nostre speranze, o i mondi invisibili che si vedono ad occhi chiusi, che sarebbero il mondo del sogno. E questo spero che vi piacerà. Richiede ora anche la vostra partecipazione, sia con l'immaginazione, sia a volte fisica nel venire qua sul palco con me, ok? Lo dico così siete tranquilli, ho fatto il tampone ieri sera, negativo, non ho visto nessuno se non il mio cagnolino e la mia fidanzata con cui convivo da tantissimo tempo, che è vaccinata, quindi non ci sono problemi, insomma, sono assolutamente negativo, ma positivo nell'animo. Positivo nell'animo e negativo sul test. Prima di iniziare, mi scordavo, vi consegno dei fogliettini, sono fogliettini con i numeri, tipo quelli delle lotterie. Le lotterie degli oratori, avete presente che poi si fa la pallina piccolina, si inserisce e si fa un'estrazione. Allora ne consegno uno a ognuno di voi, tenetelo da parte, non buttatelo, non bruciatelo, non fate la differenziata, sarà utile dopo, ok? Quando vi dirò il momento dei fogliettini faremo un gioco insieme con questi fogliettini numerati. Grazie mille. Grazie mille. Grazie. Vediamo se li ho per tutti. Quanti siamo? Ne sente poco. Ne sente poco. Me ne avanza uno. A te, voglio te. Perché mi dai del lei e allora mi sei già simpatico. Vuoi darlo alle signore che ce l'hanno tutte? Ciao, Potete metterlo in tasca, in borsa, sotto il sedere, dove non vi dà fastidio. Dopo ci saranno utili. Guarda che roba, guarda che meraviglia, proprio tutto come ieri sera, tutto come nel mio sogno. Sì, ho sognato la sedia, ho sognato la scatola, ho sognato il tavolo, il blocco, lo sgabello, ma soprattutto ho sognato questo mazzo di carte e ho sognato te, col vestito verde. Come ti chiami? Carla, ho sognato Carla, sì. E nel mio sogno, Carla, ti facevo una domanda: rosse o nere? Cosa mi rispondi ora? Rosse? Proprio come nel mio sogno. Incredibile. E poi ho sognato Naida nel mio sogno, sì. Esattamente in quella posizione. E nel mio sogno ti facevo una domanda. Tu mi hai detto rosse, quindi la mia domanda era cuori o quadri? Cosa mi rispondi ora? Cuori? Proprio come nel mio sogno. E poi ho sognato il signore qui, Lorenzo, che mi guarda così. Maurizio, scusami, proprio in questa posizione. E nel sogno ti ho fatto una domanda. Ti ho chiesto numeri o figure? Figure? Sicuro? Proprio come nel mio sogno. Ora siamo arrivati a rosse, cuori, figure. Ho sognato anche la signora a righe blu e nere. Come ti chiami? Alida, ti ho sognato.
senza che ti facessi alcuna domanda, nel mio sogno, siccome hanno detto rosse di cuori, figure, mi hai detto una figura di cuori, quindi o il Jack di cuori, o la donna di cuori, o il K di cuori. La donna di cuore. La donna di cuori? Sei sicuro o vuoi cambiare? No, sono sicura. Cuori. Scherzavo. Donna di cuori, proprio come nel mio sogno. A questo punto nel sogno mi sono avvicinato a questo mazzo e sono andato alla ricerca rossa, cuori, figura, donna di cuori. Donna di cuori da qualche parte starà, eccola qua, donna di cuori. Tra tutte quante avevate diverse possibilità di cambiare, eccetera, eccetera. La donna di cuori. Ora, mi ricordo 2 dettagli vividi quando mi sono svegliato del sogno. Il primo, il mazzo di carte era blu, completamente blu, blu notte, un blu profondo, blu oltre al mare, via. E questo è il primo dettaglio. Ma la donna di cuori, che nel sogno stava nel bicchiere, no, era l'unica carta rossa, rossa acceso, rosso fuoco. Rosso così. Esattamente così, come nel mio sogno. La donna di cuori. Come nel mio sogno. Chissà poi che significato ha, però mi piace stare nel mondo dei sogni, perché il mondo dei sogni è molto più interessante della realtà, a volte. Cioè, alla realtà, a occhi aperti già tutto si sa, so che la tenda è rossa, so che voi siete con me, io sono vestito di giallo, ma il mondo a occhi chiusi è affascinante. Ve lo spiego con un esempio. Se vi dico, occhi aperti, Jack di picche, e questo è il Jack di picche, vedi che continuo a guardarmi male, e ha ragione. Se per esempio continuo e dico ad occhi aperti, 7 di fiori, ed è il 7 di fiori, Alida dice, vabbè, ho visto di meglio. Però ad occhi chiusi è più interessante, proprio. Se vi dico per esempio 10 di cuori, ed è il 10 di cuori, è un po' affascinante, un po' interessante. Oppure se vi dico per esempio asso di quadri, ed è l'asso di quadri, com'è? Vi vedo ancora un po' scettici. Stai pensando che so l'ordine, sono tutte in ordine. Ottima osservazione, così mi piace. Quindi facciamo così, Alida, prendi un po' di carte, puoi alzarti in piedi e mescola le carte più che puoi. E le do anche a te, signora. Puoi alzarti in piedi o puoi stare anche seduta e puoi mescolare più che puoi le carte. E anche un po' per te. Mescola e un po' per te che mi stavi così simpatica. Ok? Mescolate bene le carte più che potete. Alida, ce l'hai fatta? Fantastico, grazie mille, ti ringrazio. Ben mescolate? Ben mescolate, grazie mille, ti ringrazio. E mescolo ancora tutti insieme. Ben mescolate? Jawohl, ben mescolate e mescolo ancora tutti insieme. Quelli Jawohl lì era proprio un mescuglio di quelli cattivi. No, tutti Jawohl, ma nessuno che tocca. Ben mescolate e si mescola ancora nuovamente tutti insieme e le lascio qui, sul pacchettino. Alida, conosci bene le carte da gioco? Non le conosci? Chi conosce bene le carte da gioco? Naida, le conosci? Burraco dipendente. Naida, vieni pure con me. No. Sì, ormai hai alzato la mano, sei fregata. Un applauso forte a Naida, glielo facciamo. Vai pure dove sta il mazzo di carte, prendilo in mano e conta una a una lì sui pacchettini marroni, una a una 10 carte. Vai, contale, vai. 1, 2, 3. Ok, il mazzo non ci serve più, me lo dai pure. Com'è? Il mazzo non ci serve più, me lo dai pure. Grazie mille. Però le carte sì, allora tu prendile in mano, visto che non ho mescolato io, ma hanno mescolato 4 persone diverse, saranno molto ben mescolate. Quindi tu apri davanti, che sei una giocatrice esperta, sistemale un po', rosse e nere come vuoi, dividile. E io proverò a vedere, come in un sogno, ad occhi chiusi, quello che nella realtà non posso vedere, perché tu, Naida, sei dietro di me, giusto? Sì? Ti vedo dubbiosa. Sei dietro di me, non posso vederti. Sì. Ok, bene, bisogna essere convinti nella vita. Chiudo gli occhi, provo a vedere quello che non posso vedere, e se dico una carta che hai, me la dai per piacere.
Provo, Asso di cuori. Ah, si vede, sì. Guarda che roba, guarda che meraviglia. 10 di quadri. Guarda che roba, guarda che meraviglia. 7 di picche. Guarda che roba, guarda che meraviglia. Jack di fiori. Va bene. Guarda che roba, guarda che meraviglia. K di quadri. Come andiamo? Andiamo bene, aspetta, colgo proprio 10 di quadri. Andiamo bene. E quello che mi affascina è che a occhi aperti non si può vedere. Ma a occhi chiusi, se si chiude gli occhi, si può vedere. Guarda che roba, guarda che meraviglia. 10 di picche. E il 3 di fiori. 3 di fiori. No, No. Donna di quadri. no, K di picche. no. Ah, lo so cosa succede. Mi sembra di vedere una carta sola che continua a cambiare, continua a cambiare, continua a cambiare. C'è una carta che si trasforma, perché c'è una carta che vale per tutte. Il jolly. Hai in mano il jolly. Sì. Mi sembrava di vedere che si trasformava in mano il jolly. E guarda che roba, guarda che meraviglia. L'8 di fiori e il jack di cuori. Sì. Te ne rimane una? Sì. Non è che l'ho vista, ho fatto il conto. 10 meno 9, 1. Naida, sto per girarmi verso di te, nascondila. Nascosta? Sì. Posso girarmi? Sì. Ok. Te la dico con una poesia. Va bene. Una poesia. C'è una poesia, io non sono mai stato bravo a imparare le poesie a memoria, quello sì che sarebbe stato un sogno, ma una poesia che fa più o meno così. E se ti addormentassi, e se stessi sognando, e sognassi te stessa in paradiso, e se in quel luogo cogliessi un fiore magnifico e misterioso, un fiore magnifico e misterioso, e nero, scuro, e se ti svegliassi a quel punto e avessi il fiore nella tua mano, come sarebbe? Sarebbe un sogno, L'asso di fiori, un fiore. Sei stata così brava che ho la sedia per te. È un po' vecchia, Cosa devo fare? ma le facevano molto comode una volta. Sei sicura che non cada? Sì, fino a ieri. Non ero perfetta. Com'è? Senti, tu mescola ancora. Prima hanno mescolato, mescola più che puoi. Aspetta che sono girate, me le hai mescolate e girate. Aspetta, te le... Riesci anche a sistemarle? Perché mi sa che ci sono alcune carte girate. Prova a controllare, puoi sistemarle un attimo. Io intanto gli racconto una storia. Tu è molto molto importante che mescoli, ok? Quella storia del fiore che uno sogna di essere in paradiso, si sveglia, ha il fiore in mano, è affascinante, mi ha sempre affascinato. E devo dirvi che una volta mi è capitata una cosa simile. Sì, è scettica ancora, non ci credi. Ti racconto quello che mi è successo. Allora, era sera, vado per addormentarmi, mi stendo a letto e inizio a sognare. Vedo davanti a me una porta, ma è una porta che non è fatta di niente, è una porta invisibile. Apro la porta invisibile, entro in un sogno, mi guardo intorno e non c'è niente praticamente. Vedo delle cose, vedo dei fili invisibili che sorreggono un mondo che non esiste. Un sogno strano. Ma io allungo la mano, prendo un pezzo di quella cosa, la metto in mano, non c'è niente, non è fatto di niente, ma solo apparentemente, perché si sente un certo peso. D'un colpo un battito di mani mi sveglia. Pam, mi sveglio nel mio letto così, con la mano, guardo la mano, non c'è niente nella mano. Poi si sente un peso nella mano, da sveglio, Mi alzo e pesa. A poco quella sensazione svanisce. Che cosa strana, che cosa misteriosa. Ti piacerebbe aiutarmi? No? A me piacerebbe molto. Devi arrivare lì. Hai davanti a te una porta invisibile. Apri la porta. Entra nella porta. Chiudi la porta. Vedi qui la porta. Vai sullo sgabello. Occhio al gradino invisibile. Lo sgabello c'è, è vero. C'è. Puoi sederti, non succede niente.
Si vede, è solido. Ti tiene. Come ti chiami? Piera. Grazie mille per aiutarmi, Piera. Sai contare fino a 10? Sì, fino a 10. Sì. Vedi che eri l'assistente giusta. Naida, ben mescolato? Sì. Grazie. Gliele do a Piera. Sicura al 100% che è ben mescolato? Guarda, ti stavo prendendo in giro, non serve a niente. Però grazie. Quindi puoi contare fino a 10 una a una sulla mia mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brava, eh? Ho un elastichino in tasca Da tutti. per te, con l'elastichino. Bravissimo. Sai già tutto. 3 volte, perfetto. E con la mano, così. Ferma immobile. Ti ho messo lo sgabello perché se tutto va male starai ferma immobile per 2 giorni. Se tutto va bene 1 minuto sei libero. Puoi stare in piedi, puoi sederti come vuoi. Ma sì, anche per te. Fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma che roba! Io ti prendo in giro, ma tu sei precisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. È stata brava o no? Le facciamo un applauso forte. Quindi tu il mazzo me lo dai e anche tu come lei. Ottimo. Aspetta. Ferma. Con le mani. Ti lega le mani. Con le mani. Benvenuti in questo sogno dove tutto è fatto di niente, ma solo apparentemente. Un certo peso. La seconda. È fatto di niente, però. Pesa. A posto. Ancora una? Ancora una? Pesa. Ferma immobile. Naida, quante erano? 10. Sono andate? Sì. No, quante sono andate? 10 meno 3? 7. Conta una a una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e solo 7. Allora, pure, via l'elastico. 10 più 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, conta, 12 e 13. Chiudi. È stato un piacere avervi con me in questo sogno, ma come nel mio sogno del peso, a un certo punto un battito di mani ci sveglia. E io penso, è stato bello finché è durato. Potete alzarvi? Venire qui? Apri le mani. Ok? Togli ancora l'elastico. E contate sincronizzate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. È stato bello finché è durato. È stato bello. Grazie. Finché è durato.
Oh Naida, ma dove vai? Adesso mi lasci qua da solo. Vai. Guardate i mani dove sia sparito da lei. Vai. Non ho capito come hai fatto, sei messo d'accordo con la Naida. Non sono mai stato. Sì, perché ha detto che la conosce bene. Naida, ti posso fare un regalo? Le carte. Ma dopo, fra 3 giorni se trova niente. Ma poi vince sempre un regalo, non mica bene. Mettile nella borsa, goditi il resto dello spettacolo. Fra 3 giorni non trova niente e sparisce. Forse dopo ci servono. Forse. E allora, ecco, i sogni sono fatti di niente, si possono creare con l'immaginazione e anche con un po' di tecnica, di studio, di abilità di mano. Adesso, quello che mi piacerebbe fare è rispondere a una domanda. E la domanda che mi sono fatto è: dove stanno i sogni prima di diventare realtà? Ma nessuno lo sa. Però io da artista un posto me lo sono inventato. Allora, i sogni prima di diventare realtà stanno in quel luogo là, a metà tra la ragione e l'anima. A metà tra la ragione e l'anima, più o meno qua, via. Ecco, i sogni prima di diventare realtà stanno dietro gli occhi. In uno spazio piccolino dietro gli occhi iniziano a sognare, si condensano goccioline di sogno. E mi piacerebbe andare ora proprio in quello spazio là, misterioso, dietro gli occhi. E mi serve la collaborazione di alcuni, state pure seduti. Ora, la cosa difficile è chiedervi di pensare a un sogno, perché come si fa a creare un'immagine così complessa come un sogno in 2 minuti? Però mi sono inventato una soluzione. Ho degli inviti, come gli inviti a una festa. Questi sono degli inviti a sognare, ok? Dentro le buste c'è un fogliettino, un cartoncino di carta con delle istruzioni. Voi leggete le istruzioni, chi riceverà le buste leggerà le istruzioni, mette in moto il cervello, pensa a una cosa, sogna una cosa e compila l'istruzione, ok? Con la collana bianca, ciao. Non hai la collana bianca? Sì, mi sembra bianca. Non ho neanche bevuto. Diventa rossa, no? Diventa rossa. È molto semplice quello che devi fare. Sei sicura che non vuoi partecipare? Ok. Ti va di partecipare? Sì. È un invito a sognare. È molto semplice. Ti consegno una busta. Vedi, c'è un cartoncino. Una matita. Tira fuori pure il cartoncino. Leggi le istruzioni, compila le istruzioni, fai andare la mente, ok? E dopo torna a prenderlo. Jawohl! Un invito a sognare per te. Apri il cartoncino, leggi le istruzioni, compila. Qualcuno che non conosco. Ti va? Se mi tocca, dice. Quindi aprite bene, leggete, mettete in moto la mente, pensate, avete una ventina di secondi. Che sta aiutando? Guarda che aiuta. Metti il cartoncino dentro. C'è una graffettina, usala per chiudere la busta, ok? E assicurati che la busta sia opaca, non si vede attraverso, nemmeno contro luce, non puoi vedere quello che è scritto. Fantastico. Le istruzioni sono uguali per tutti? Cambiano. Prendo la prima, tu sarai la spettatrice numero 1, ok? Secondo, jawohl, hai finito? Sì. Quando hai finito, metti il cartoncino dentro, chiudi la busta con la graffettina. E non si vede attraverso assolutamente. No, si vede. Tu sarai lo spettatore 2, 1, 2, ok? Per giù. Ok. Spettatore 3. Finito? Sì. Chiudi, metti dentro. Chiudi con la graffettina. Bene. Spettatore 1, spettatore 2, spettatore 3. Così mi piace, va. Così non ci confondiamo, se per caso si confondono, le lascio qui sullo sgabello. Spettatrice 1,
È il tuo turno. È il tuo turno. Un applauso di guarda. Siediti pure sullo sgabello, prendi le buste. La matita puoi ridarmela pure, grazie mille. Grazie che me l'hai ridata, di solito se la tengo. Puoi prenderti pure le buste in mano, puoi sederti sullo sgabello. Allora, c'è un segreto tra me e te, quello che c'era scritto dentro. Glielo sveliamo? Se no non andiamo avanti. Gli ho chiesto di pensare a una parola. A una parola che avesse a che fare col mondo del sogno. Ok? Proverò a guardarti negli occhi e cercare di indovinare questa parola. Ok? O è è il primo tentativo, autospettatore, il primo tentativo, vado un attimo per tentativi, provo un po' a vedere. Rispondimi sì o no, per piacere sincero, per piacere. Come ti chiami? Anna. Anna. C'è una lettera R nella tua parola? R di Ramarro, che lo dico molto bene, no? Ramarro, senti che lo dico bene? No? Dicevo che per tentativi. C'è una parola sul sogno, C'è una lettera O? Ci sono due lettere uguali. Due lettere uguali e una diversa. Dove stanno i sogni prima di diventare realtà? Nessuno lo sa, ma nello spazio tra la ragione e l'anima qualcosa si vede. Guarda, provo, Per il senso della suspense. Te lo appoggio qui sul tavolo, ok? Questa è la controprova, che ogni volta mi metto così speriamo. Spettatore 1, dammi la busta 1. Controprova. Anna. Lo sapevo. Due lettere uguali, una diversa. Sonno. La parola sonno che ha a che fare col mondo del sogno, uno sogna quando ha sonno. E questo è quello che hai pensato. Dentro gli occhi, sonno. Ti lascio un souvenir, le buste puoi appoggiarle sul tavolo, questo è il souvenir per te. Puoi andare se vuoi. Jawohl. Io ho scritto... Non dirlo, non dirlo. Matita. Grazie per darmi la matita. Ora le cose si fanno un po' più personali perché non ti ho chiesto di pensare a una parola. Sapevo che era una parola sola, no? Io ho scritto... Ma sono tutte diverse. Gli ho chiesto di pensare, posso dirlo, a un luogo da sogno che vorrebbe visitare. E quindi ha sempre a che fare col sogno. Non è una parola, è una cosa un po' più personale. Un luogo da sogno che vorreste visitare. Dove sta questo luogo da sogno? Nessuno lo sa. Ma a metà tra la ragione e l'anima, dentro gli occhi, dietro gli occhi. Vai, grazie per l'aiuto. Versi me io. Sono lì così, Sono aperti, sì. Vedo bene. Europa? No. Si sente un suono, si vede, però molto forte, si sente un suono. Un luogo turistico, un bel luogo, mi sa. Senti, ci sono tanti luoghi al mondo. Ma quello che dico io è super. Io a questo punto mi sono un po' scaldato, provo, la butto senza nessuna domanda. Un paese grande però, grande paese, da tutto che ha scritto. Per il senso della suspense, guarda, lo appoggio qui sulla sedia. Spettatore 2, dammi la busta 2. Controprova.
ogni volta è una roba... Acqua, cascate del Niagara. Cascate del Niagara. Sì, cascate del Niagara. Un souvenir per te. Grazie mille, Yavol. Puoi andare a posto perché adesso c'è l'ultimo che è il più difficile di tutti. È il più difficile. Gli occhiali. Ciao. Oh, 3 matite su 3 sono tornato. È una cosa incredibile. Devo tornare più spesso qui. Come ti chiami? Nelvio. Posso svelare quello che c'era scritto? Nelvio ha avuto la cosa più intima, più personale forse di tutte. Dalla parola al luogo da sogno. A Nelvio ho chiesto di pensare a un sogno personale che vorrebbe realizzare. Giusto? Tra tutti i sogni che si possono realizzare. Quanti anni hai, Nelvio? 71. Immagino che tanti li avrai già realizzati, magari te ne manca qualcuno da realizzare. Dove stanno i sogni prima di diventare realtà? Proprio qui, dietro gli occhi, tra la ragione e l'anima. È quello con gli occhi più chiari di tutti. Probabilmente ha a che fare con dei nipoti, con dei nipotini, con la famiglia. Lo provo. Meglio. Due possibilità. Ok, questa è la prima. Dietro scrivo la seconda. Sono sogni importanti, Sogni importanti. Il dado è tratto, come disse Cesare prima di attraversare il Rubicone. A proposito, lo attraversò perché ebbe un sogno, ebbe una visione. Controprova. Sei proprio carino. È proprio un sogno incredibile. E in effetti quello che avevo scritto, no? Se posso dirlo? Come no? Vivere molto tempo in salute. Sì. Controprova. E questo in effetti è Nelvio col cuore che vive in salute. Vivere molto tempo in salute. Sì? Puoi scegliere se vuoi avere la mia opera d'arte quando sarò famoso, la esporanno nei musei a fianco al Van Gogh, dopo della firma dello spettacolo, oppure anche la lettura. Tutte e due. Queste quando sarò famoso di fianco a Van Gogh, che anche lui era un gran sognatore. Grazie Nelvio. Grazie. Van Gogh era un tipo particolare, diceva prima sogno ad occhi aperti e poi dipingo i miei sogni. Sapevate che Van Gogh diceva così? Come ti chiami? Collana d'oro d'argento. Laura? Non va bene. Scherzavo, Laura, scherzavo. Ti va di raggiungermi? Faccio un'altra esperienza magica con te. E nel frattempo vi racconto una cosa mia personale. Alcune cose personali vostre, il luogo del sogno, il sogno personale, le ho scoperte. Vi racconto una cosa mia personale. La mia testa è un casino, la mia testa è sempre in movimento e mi piace fare un gioco dentro la mia testa. Il gioco si intitola così: unire punti invisibili. Come funziona questo gioco? Si prende un argomento, tipo in questo caso il sogno. Si prendono degli spunti, delle riflessioni che apparentemente non hanno nessun collegamento logico e con la fantasia bisogna trovare questi collegamenti logici. La regola è che il collegamento logico deve valere sia per l'intelletto sia per il cuore.
Se fai queste regole e giochi a questa partita in questo modo, fai il bonus e vinci sicuramente. Ti racconto la mia giocata sul sogno. La mia giocata sul sogno inizia in Europa, 1400 circa. Una persona scrive: siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Bello, Shakespeare, il sommo poeta. Lui lo scriveva perché stava scrivendo uno spettacolo. Lui intendeva dire che alla fine dello spettacolo gli attori sarebbero ritornati a persone normali, quindi i personaggi sono fatti della stessa sostanza dei sogni, no? È come un sogno che svanisce e poi ritorni normale. Però a me piace l'idea e io la prendo così com'è, ok? E questo è il primo punto. Il secondo punto è molto tempo prima in Giappone e c'è un samurai, che non c'entra niente con Shakespeare, il samurai, però questo samurai scrive: si dovrebbe capire che la vita è un sogno che passa in un istante, anche dice. È bella questa immagine, è poetica. Allora io unisco questi due concetti e allora penso che Shakespeare diceva che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, quindi noi siamo fatti di sogno, cioè siamo fatti di niente quasi. È poetica come cosa. Siamo fatti di niente, arriviamo dal niente, ce ne andiamo dal niente. E poi il samurai diceva che la vita è un sogno e la vita è sia gli oggetti solidi, come la collana, sia tutte le cose che succedono nella vita, tutte le coincidenze, tutti gli incontri, anche il fatto che noi siamo qui oggi potrebbe essere considerato un sogno, secondo questo samurai. E allora io ci trovo un collegamento e dico che allora tutta la vita è un sogno. Noi siamo di sogni, la sala è un sogno, il fatto che siamo qui, gli incontri, stiamo sognando. E questa è una bellissima immagine per il mio cuore, per la mia anima, come la vedi? È affascinante. Però mi manca quello dell'intelletto. Se non è verificabile dall'intelletto non va bene. Allora io un giorno stavo leggendo un libro di fisica quantistica, un libro di divulgazione scientifica, e la fisica quantistica è quella branca della fisica che studia le cose nel subatomico, le piccole particelle. E questi scienziati si sono accorti che se noi osserviamo il vuoto totale, quello che dovrebbe essere vuoto, ci accorgiamo che piccolissime dal niente appaiono delle particelle elementari, protoni, elettroni, le particelle elementari della materia. E come dal niente appaiono, non se lo sanno spiegare ancora, poi nel niente scompaiono. È più o meno come un sogno allora, no? Come i sogni che arrivano dal niente, i sogni che vanno nel niente. E allora l'immagine poetica è che veramente la vita è un sogno, che tutti qua noi siamo parte dello stesso sogno. E questa cosa gli scienziati un po' ce la confermano. Chissà come finirà poi questa storia. Ma ecco che allora mi viene in mente un'altra cosa. E l'altra cosa è nel mio zaino. Io facevo da tempo un gioco di prestigio che sempre dicevo, è bellissimo, ma chissà che cosa vuole dire. E allora con questo ragionamento ho capito che cosa vuole dire. Questo gioco di prestigio ci racconta proprio questo, che la vita arriva da un sogno e la vita se ne va con un sogno. Il gioco del sacchetto nero, l'avevi mai sentito? Tu cuci? Insomma, è quello che basta. No, devi controllare che sia ben cucito. Quindi puoi guardarlo, puoi tirarlo. Il primo lato è ben cucito, il secondo lato ben cucito, primo, secondo lato, il terzo lato ben cucito, puoi toccarlo, puoi controllarlo. Ma un lato è aperto perché è un sacchetto e la tua mano destra può entrare dentro e dici cosa c'è dentro. Vai. È una sorpresa. Vuoto. Prendi il fondo e rovesci il sacchetto. Fantastico, ricordati questa mossa per dopo. Un sacchettino nero, vuoto, puoi toccare sotto, si può guardare dentro. E qualcosa compare. Un meraviglioso, magnifico uovo di gallina. È scaduto. Bisogna farlo sparire. Lui torna dentro. Aspettami qua. E puoi sentirlo sulla mia mano. Qui. Delicata che è vero. Non si schiaccia, non è di gomma. È vero. Se non si soldo si rompe. Delicata che è vero. La parte della sparizione è sparito.
Ok, sparito. Il sacchettino. Sparito. No, sparito. E dice sì, grazie che per la fiducia, se fossero tutti come te, vuoi venire al prossimo spettacolo anche? Sparito, ben cucito, ti ricordi cosa hai fatto prima? Vai, prendi il fondo e lo tiri verso l'alto. Super, grazie. Sacchettino nero, ben cucito, vuoto, guarda dentro con gli occhi. Ah, è già tornato. È un mistero come l'uovo torna sempre. Allora, il significato antico e misterioso di questo gioco ve lo dico con una poesia, piccola poesia. Vita è gioia, vita è movimento. Toccalo. Vita è gioia, vita è movimento, vita è divertimento. Sparito. Sparito. Poi di un tratto veramente sparisce e ti senti un po' sgomento. Sono sgomento. Toccalo. Volete sapere il segreto? Entra dentro. Tira verso l'alto. La vita non sparisce, torna solo all'universo. Un attimo e lei è ancora qui, pronta per scrivere il prossimo capoverso. Posso farti sparire la collana? Sparire la collana? Non posso promettertelo. Grazie. Un applauso forte. Ah, ci siamo. Ed è quasi la fine, perché mi resta ancora una cosa da fare. Se è vero che la vita è un sogno, troviamoci un senso a questo sogno. Vi ho dato dei bigliettini prima a tutti quanti, ok? È il momento di tirarli fuori. È il momento di innanzitutto confrontare, potete confrontare il numero che c'è scritto col numero del vicino per vedere che siano numeri diversi. Per esempio, Yavol, che numero hai? Under 21. Under 21, in italiano? 121. 121, qualcun altro ha un 121? Nessuno? E ti chiamavi a? 67, qualcun altro ha un 67? Potete anche confrontarli, sono tutti diversi. È il momento di fare di questi numeri delle palline piccoline. Col numero rivolto verso il dentro, schiacciatelo e fate delle palline piccoline, più piccoline che potete. Perché giochiamo tipo la lotteria. Belli schiacciati, che il numero sia un segreto nascosto all'interno di questi bigliettini. Sì? Quando avete fatto, io mi siedo qui e sarete voi che dovrete alzarvi e venire a mettere le palline dentro il bicchiere. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille che l'hai detto. Grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Ve le ricordate le lotterie, la pesca si chiamava, quando ero piccolo c'era la pesca, Cosa simile. Si alza. E staranno lì un attimo.
Ora ho 3 pacchettini misteriosi. La signora vestita di fucsia, puoi stare pure seduta là. Come ti chiami? Stefania. Dovresti dirmi un numero dall'1 al 3, 1 o 2 o 3. Il numero che mi dirai è quello che metterò lì lontano sul tavolo. 1, 2 o 3 e lo metterò là. 3, il numero 3 lo metto là. Stefania, ti consegno i 2 rimanenti. Tieni pure. Tienili. Puoi mescolarli un po' dietro la schiena. E per scegliere uno di questi pacchettini misteriosi, me ne dai uno, quello che preferisci. Quello che ti è rimasto in mano, puoi aprirlo, è quello importante. Aprilo e vediamo che regalo hai ricevuto. Ci dici cos'è? Ci dici che cos'è? Alice nel Paese delle Meraviglie. Avessi scelto un altro, avresti avuto per esempio un altro libro, La musica sveglia il tempo. Avessi scelto un altro, avresti avuto per esempio Quando accade l'impossibile, un po' come oggi. Ma Alice nel Paese delle Meraviglie è quello che alla fine hai avuto in mano, perfetto. E potresti venire qui col libro? Ti va? Hai pure lo sgabello, puoi sederti bella comoda. Grazie mille della tua scelta. Lo appoggio qua, guarda. Perché il destino farà una scelta importante. È caduta una pallina. Puoi prenderla e aprirla. No, aspetta, se è così è magia. È il numero tuo? Che numero è? 113. 113. Quindi, libro Alice nel Paese delle Meraviglie, pagina 113. Pagina 112, pagina 113, sì? Ok. Facciamo una cosa particolare. Per te è importante, tienila, intanto tienila lì. Mi servirebbe l'ultima cosa, l'ultima coincidenza. C'è qualcuno che ha un mazzo di carte? Puoi andare lì un attimo sulla sedia, io il tavolo lo libero e facciamo un applauso forte. Dai, va bene. Ti libero il tavolo. Hai il mazzo di carte di prima? Che sono pure. Guarda, alzati un attimo, alzati pure un attimo. Qui di fianco taglierai il mazzo in un punto e nel punto che taglierai useremo 2 carte, ok? Quindi abbassati, precisa, esattamente nel punto che il tuo inconscio sa, taglia. Ok, ha tagliato qui un 5. Avevo detto che usavamo 2 carte e un 9. 5 più 9? 5 più 9 14. Ok, Alice nel Paese delle Meraviglie, pagina 113, fogliettini, riga numero 14. Puoi contare riga dopo riga e andare alla riga 14. Puoi sederti intanto, grazie. Riga 14, ci sei? Cosa dice? Anche nelle maturità l'animo semplice e tenero dell'infanzia. Posso? Anche nella maturità l'animo semplice e tenero dell'infanzia. Ti ispira come frase? Anche nella maturità l'animo semplice e tenero dell'infanzia. Pagina numero 113. Grazie Ape, voleva controllare anche lei la frase, che fosse giusto.
Rosallo mi ha scambiato per un simile. Alice 113, taglio riga numero 14, anche nella maturità l'animo semplice e tenero dell'infanzia. Io non leggo questo che. Vabbè, fa scena però. È il teatro dove tutto è finto, ma niente è falso. Tutto sta scritto nell'inconscio. Sì, l'ho segnato. Tutto sta scritto nel mondo dei sogni. Una busta, me l'ha spedita ieri il mio inconscio, è arrivata direttamente a casa. Anche nella maturità, l'animo semplice e tenero dell'infanzia. Tutto sta scritto nell'inconscio, tutto sta scritto nel mondo dei sogni. Grazie mille Carol, grazie mille Alice nel Paese delle Meraviglie. E per finire non mi resta che scoprire se in effetti Shakespeare e i samurai avevano ragione. Se in effetti... Vai. Lì va bene. Che forse Shakespeare e i samurai avevano ragione, forse la vita e le cose della vita sono veramente un sogno. La pagina ora è riattaccata esattamente nel punto in cui l'abbiamo trovata, pagina 112 e 113. Una pagina un po' bruciata. Anche nella maturità l'animo semplice dell'infanzia. Un po' bruciata, ma comunque attaccata. Regalo alla Naida che mi ha scritto subito Scrivia Sante per venire qui con 8 punti esclamativi e allora ci siamo, no? Grazie a te, grazie a Sante, grazie a Naida. Un grazie speciale alla mia mamma che adesso è qui, perché la parte imprenditoriale arriva dal papà, la parte artistica è tutta dalla sua parte. Quindi grazie anche a lei. Ringraziamo Sirio che ha fatto anche dei sacrifici per venire qui. Grazie a te per avermi chiamato. Si faceva solitamente cultura anche in senso lato, ma questa è stata non solo magia ma anche cultura, hai fatto anche poesia oggi, quindi ti ringraziamo. E che altro dire? Sognate bene questa notte, fate tanti bei sogni, realizzateli. Io dovevo realizzare i miei. Altrettanto. Tu sei complice. Tu sei complice. Ce l'ha l'atteggiamento. Bel sorriso. Guarda che bello scritto, guarda.